Niccolò Mattugini, una sconfitta che non fa male perché la Rotellistica era già qualificata, però un SPV che vi ha messo in difficoltà tenendo conto anche dell'assenza di Motarano. Sì, loro sono una squadra che corre tanto, ben organizzati, messi bene in pista, quindi non è neanche facile venire a giocare una partita che non conta niente, no? Perché dici non hai lo stimolo, però vieni qua e fai una figuraccia se non c'è l'impegno e la voglia anche da parte nostra. Però sì, chiaro, la partita non contava, abbiamo caricato tantissimo durante la settimana, considerato che non giochiamo neanche sabato prossimo, quindi ci sta, la pista è difficile, è molto difficile, però loro sono stati bravi e nessuno gli toglie la vittoria che è arrivata più per meriti loro che per demeriti nostri. Quindi una semifinale, diciamo, anche se è piuttosto lontana perché si va a marzo, però una semifinale che ovviamente vi darebbe la possibilità di giocarvi la Coppa Italia. Sì, dopo la finale persa 2 anni fa sarebbe bello tornare. È chiaro che la semifinale è complicata perché il Matera è una bella squadra e soprattutto perché ancora non sappiamo se giochiamo in casa o là. Quindi anche quello vuol dire tanto, gara secca, farsi una bella trasferta di mercoledì a Matera, siccome là 2 sono tutti professionisti che non lavorano. Però vedremo, ora bisogna pensare al 7 dicembre al Salerno, iniziare perché sarà importante tutto il campionato ma specialmente il giro d'andata proprio per questa formula, cercare di fare più punti possibile e arrivare sopra di loro. Grazie Niccolò, alla prossima.